Buongiorno, buonanotte, buonasera, insomma, ecco, dipende poi dall'ora in cui ci guarderanno in differita. Stiamo registrando e siamo a Concesio, fuori Brescia. Sì, a 5 km di Brescia. Ecco, lo chef che sentite parlare è di origine francese, ma mi sembra che si sia ambientato molto bene anche con la lingua. Di origine sì, di origine francese, sì. Quindi non so. Ma da 30 anni in Italia. Non so se l'intervista dobbiamo farla in italiano, in francese. No, in italiano va benissimo. Ecco. Non so se vogliamo rivolgere più al pubblico francese piuttosto che quello italiano, visto che c'è un'iniziativa, tra l'altro, che mi vede qui immediatamente, un po' anche grazie al successo che Philippe Levier ha ottenuto recentemente, questa guida di mezz'estate, la guida a Milano, che poi di tutta la Lombardia, perché qui siamo in provincia di Brescia, e quindi c'è stato questo risultato che riporta, immagino, a livello di 3 forchette per il gambero rosso, immagino che sia Sì. Ecco, una rentrée di un ristorante che ha 2 stelle Michelin ormai Da 2000. da 2000 sono già 17 anni. Sì, sì, ecco, 17 anni consecutivi. Ecco qua, qualcosa è rimasto, ecco, della Francia, ecco, insomma. Ecco qua, ecco, quindi diciamo sono piombato qui perché c'è questa cosa, mi sembra in corso in Francia, ci sono dei ristoranti che cucinano il nostro riso italiano, carnaroli, può essere violone nano, comunque riso italiano di buona qualità, e i francesi vanno pazzi per il nostro riso, i cuochi lo cucinano bene e quindi l'ambasciatore è stato scelto appunto. Sì, sono stato scelto dall'Ente Riso Internazionale Italiana, che all'inizio è stato anche un po' una sorpresa di coinvolgere un francese per parlare del risotto italiano a dei francesi. Io devo dire che è stata una bella iniziativa in 2 tempi, nel senso il primo tempo l'abbiamo fatto a aprile con Parigi e Lyon. Lyon l'abbiamo fatto all'Istituto Paul Bocuse, a Parigi l'abbiamo fatto alla scuola alberghiera Ferrandi, la scuola la più riconosciuta in Francia, e la prima mandata è stato fatto solo per i chef, dove ho fatto 2 dimostrazioni, poi dopo questi chef hanno reinterpretato usando gli stessi ingredienti ma a loro modo. È stato veramente una bellissima sorpresa, perché è stato veramente bellissimo. E la stessa cosa a Parigi. Poi dopo l'abbiamo ripetuto, come è stato un successo, hanno richiesto la mia presenza, l'abbiamo rifatto poco tempo fa, un mese fa, sempre a Parigi, sempre a Lyon, ma sempre con questi chef, ma in più le chef l'hanno accompagnato da un giornalista culinario e un blogger. Dunque era il fatto di proprio inserire il mondo del giornalismo, dei blogger, alla richiesta del risotto italiano in Francia. Diciamo che in Francia, se si deve mangiare una pasta, magari si va sul risotto piuttosto che qualche cos'altro. Diciamo, il primo, se vogliamo chiamare così, che entra in Francia è il risotto. È il riso. Sì, no, sicuramente sì, nel senso, la cosa da dire è che la Francia non ha i primi piatti, non esiste il concetto di un menù francese, non esiste il primo piatto. È vero che è sempre un po' un pugno nell'occhio, tuttora ancora vedere in Francia che il risotto è considerato come un contorno. Appunto che questa, diciamo, tra parentesi, lezione, ma non vuole essere una lezione perché era a fare queste cose con dei colleghi anche molto famosi, perché ho avuto l'onore di avere le 3 chef dello chef Paul Bocuse, dunque vuol dire nel senso gente veramente di un calibro molto importante. E io ho voluto accentuare questa cosa di parlare del riso come un piatto che va per sé ma non un contorno, e i miei compatrioti francesi fanno ancora un po' fatica, devo dire, fanno fatica perché per loro il riso è un contorno. Donc appunto che queste spiegazioni ai giornalisti e ai blogger, io ho veramente insistito sul fatto che il risotto italiano
è un piatto unico, nel senso non è un contorno, non va a accompagnare niente, è lui il protagonista, è il riso. Ecco, quindi questa è la cosa importante, forse devono capire appunto i francesi. In realtà, essendo molto bravi a fare tutto, no? Voi francesi, come dire, chiaramente fate bene anche il contorno. Ecco. Sì, Quindi, appunto, ecco. noi abbiamo questi contorni e vabbè, giustamente, il francese il riso l'ha preso come un contorno, appunto che è di insegnare che può continuare così, ma può essere anche un piatto unico. Ma lei quando è arrivato qui in Italia, Sì. poi ci racconta magari dopo tutta la storia, si è imbattuto diciamo in questo, un po' come andare ad Alba e trovare il tartufo, arrivare al Miramonti l'altro e trovarsi un risotto al bagos mi sembra. No, è un formaggio di montagna e parmigiano. Parmigiano? E quando è la stagione i funghi porcini. Ah, ecco, il vostro Sì, il vostro cavallo di risotto. battaglia, sì, Ecco, sì. quello è il piatto, lei che invece viene dalla Francia, chiaramente arriva con foie questo gras e tante altre cose, ho imparato. come si è trovato? Beh, all'inizio, come ho detto prima, nel senso da buon francese devi imparare cosa vuol dire un primo piatto in Italia. Una volta che tu hai capito l'importanza della pasta e del riso, da un menù viene quasi automaticamente normale. Devo dire che adesso il fatto di costruire un menù sarebbe per me impossibile non pensare a un primo piatto adesso, nel senso, dopo 30 anni, io sono qui dall'87 in Italia, è proprio 30 anni quest'anno, il mio modo di pensare, di cucinare è profondamente italiano. Quindi Philippe Levillier, 2 stelle Michelin, abbiamo queste 3 forchette ritornate appunto qui a Concesio, in questo ristorante che resiste, ecco, perché questo va detto, quindi già dall'81, il ristorante Miramonti l'altro esiste dall'81, fondato da Mauro Piscini, che a quell'epoca lì era il mio titolare, ma poi dopo diventa il mio cognato. Lui ha creato questo ristorante, nel senso come lo possiamo vedere adesso, nel senso ha avuto un restyling l'anno scorso, ma nel senso l'idea e l'ideatore di questo ristorante è Mauro. Quindi lei è arrivato dalla Francia, diceva nell'87. Ecco, nell'87 arriva dalla città. Beh, io sinceramente non arrivavo dalla Francia, io ero già in giro per il mondo. Io quando arrivo in Italia ero in Brasile e lavoravo per una grossa azienda su un yacht privé. E niente, l'incontro di amici comuni mi ha fatto entrare in Italia. La mia prima esperienza in Italia è stato Vittorio Fusari a Iseo, prima al Volto che era il suo ristorante, poi dopo Vittorio ha aperto le maschere, e poi dopo un passaggio a Bergamo, a Ponte San Pietro, un ristorante, l'antica Ponte di San Pietro, Di allora. e poi dopo l'incontro con Mauro Piscini del 94, e dal 94 l'avventura del Miramonti l'altro per Philippe Levillier comincia fino adesso. E continua, quindi. Beh, io spero. Ecco, Miramonti l'altro, quindi abbiamo parlato del risotto, quindi delle sue prime esperienze, visto che adesso imperversa Masterchef, ci sono anche le scuole alberghiere per lei, come è avvenuto il debutto nella cucina, come è iniziato? Normalmente io arrivo ad una famiglia di un papà ostricoltore. Mio papà era dunque ostricoltore, faceva le ostriche. Siamo in Bretagna. Sì, a Cancale, io sono un bretone. Ecco, volevo arrivare alla città di Cancale. No, io sono proprio di Cancale. Mont Saint-Michel, no? Voilà, giusto, Ecco. la baie del Mont Saint-Michel, dove ci sono le cozze, le famose cozze di Bouchot. E niente, diciamo il fatto di essere ostricoltore vuol dire la mia infanzia è stato tra le ostriche e i cuochi, perché mio papà ha fornito tantissimi chef nella sua carriera, e dunque
forse di vedere un po' questi chef quasi tutti i giorni a casa mi ha dato questo input e un giorno ho deciso di affrontare anch'io la scuola che ho fatto a Saumur, 4 anni di scuola alberghiere e poi dopo la partenza subito immediatamente per Parigi a Luca Carton avec le chef Sanderens che ricordiamo ci ha appena lasciato. Poco tempo, sì, il mio primo chef, mi dispiace ma vedere dal senso ha lasciato, penso che ha lasciato, ma di sopra penso che si sono ritrovate, c'è una bella equipe, devono divertirsi secondo me. E ha lasciato anche poi maestri attuali come Passard, no? Sì, che hanno allievi che si difendono molto bene, sì. E quindi una grande dinastia che passa appunto da questo Lucas Carton che era poi il ristorante successivo. Luca Carton è un piccolo aneddoto. Luca Carton è il primo ristorante 3 stelle al Michelin in Francia, è il primo ristorante riconosciuto come ristorante nella storia della ristorazione francese. Ci sono delle tracce del Luca Carton verso il 1700, già se ne parla, nel senso è un posto dove si può mangiare un pochino, cambiare i cavalli, ma è già riconosciuto come tale. E poi dopo diventerà il Luca Carton che conosciamo tutti noi oggi a Place de la Madeleine. Questo chef che un po' di tempo fa ha avuto questo coraggio immenso di ridare le 3 stelle al Michelin perché voleva essere un po' più forse tranquillo, meno pressato, che poi dopo questa resa di queste 3 stelle al Michelin l'anno successivo, mi sembra il secondo anno, lui hanno ridato subito altri 2. Dunque non poteva sbarazzarsi di queste stelle, nel senso, poi dopo penso che lo chef Sanderens come tutti questi grandi maestri italiani o francesi o per il mondo, io credo che quando sono arrivata a un tale successo, un tale diciamo di dare così tanto, credo che di avere o non avere le 3 stelle al Michelin non voglio dire che non è più importante, ma è il rispetto che tutti noi abbiamo per questi grandi maestri va al di là di avere 3 stelle al Michelin. È un profondo rispetto, nel senso questo e chi non ce l'ha deve imparare a essere molto riconoscente per chi è più anziano e chi sa di più del nostro mestiere. Le volte è un po', non vorrei fare polemica, ma è importante riconoscere i grandi maestri come abbiamo in Italia. C'è un fatto storico che era quello degli chef stellati francesi che erano amici di quello che non poteva avere stelle perché stava in Svizzera e che... Io ho tantissimi amici chef in Italia, in Francia che non hanno stelle ma che sono amici cari e dove mangio benissimo. E poi adesso ci sono i pizzaioli. Sì, appunto. Ecco. I pizzaioli perché poi a Brescia, provincia di Brescia, come dire, quasi... si vantano più i pizzaioli oggigiorno, appunto degli chef che detengono e che devo dire anche qui più stelle in questo mondo dei pizzaioli ho numerosi amici. Quindi per dire che chiaramente i tempi cambiano, bisogna chiaramente adeguarsi. Ma certo. Va bene. Quindi altre cose che riguardano lo chef Philippe Levier qui al Miramonti l'altro di Concesio, anche la sala, il servizio, oltre la sala è sotto la direzione di mia moglie da sempre, nel senso Mauro lui si occupa un po', diciamo, come dice lui, delle retrovie, nel senso di tutte che riguarda la contabilità, si occupa esclusivamente, anche lui questo ci tiene tanto alla carta di vini, è lui che gestisce questa carta di vini, e il mondo della sala è completamente dedicato a mia moglie, a Daniela, che si occupa anche di questo, dopo lo vedrai, è il nostro carrello del formaggio, che anche qui è una selezione sua, è un lavoro veramente grosso per poter gestire per l'estate una cinquantina di formaggi, sull'autunno arriviamo a quasi 80 formaggi, tutti diversi, non paste aromatizzate, ma formaggi affinati. Dunque è un grosso lavoro e intorno a lei un team di ragazzi
giovanissimi. Quindi Miramonti l'altro, che ha un nome che è tutto un programma, che chiaramente esiste anche Miramonti, immagino. Esiste Miramonti per adesso è diciamo un po' in stand-by, c'è una voglia di far ripartire questo locale. Cos'è qua? È qui sempre È a Caino, a una ventina di chilometri sulle coste qui per andare a Sant'Eusebio. Si sale, si È arriva. l'autentico. Diciamo che questo sì, diciamo, è stato il cuore pulsante di tutta quella storia della famiglia Piscini, dove il papà di Daniele, di Mauro e la mamma, che la mamma era in cucina con chi io ho lavorato, la signora Maria è sempre presente, non viene più in cucina adesso perché non vuole più sentire parlare, ma è una persona che fa parte della mia carriera per 10 anni, anche forse di più. Siamo stati tutti e due a gestire la cucina e devo dire che la cucina bresciana, tutta la parte bresciana di piatti tipici di questa zona l'ho imparato con la signora. Quindi questo risotto, ad esempio, Questo formaggioso, sì, quello lì fa parte dei piatti che mi ha insegnato. Italiani, quindi Beh, questo sì, completamente. Modo di cucinare, Sì. con tutto il rispetto chiaramente per questo riso nasce, mi sembra, del 51. Al dente? Molto al dente, solo Vialone Nano da sempre, e dunque anche questa ricetta si fa esattamente come faceva mia suocera 50 passi anni fa, degli anni 50-51. Invece i francesi come lo preferiscono? Beh, vi do nel senso, anche loro al dente hanno cominciato a un po' capire cosa vuol dire al dente. Sulla pasta abbiamo ancora molto da fare, perché sulla pasta è veramente, io devo dire che è veramente un disastro. I francesi sulla pasta abbiamo ancora come clienti, cioè non la mangiano, non la chiedono, non la vogliono. Sì, qui è considerato veramente come un contorno. Questo non è niente che un altro piatto o un contorno. Il riso ha fatto dei grandi passi avanti in Francia, ma sulla pasta non ci siamo. Quindi Miramonti l'altro e l'altro. Sì, l'altro a Hong Kong è che io ho gestito per 6 anni, una bellissima avventura, mi sono divertito tantissimo, abbiamo preso una stella Michelin, devo dire che abbiamo fatto veramente un bel lavoro all'altro a Hong Kong. Ma come viene considerato? Ristorante tecnico di cucina francese o italiana? No, è stato un ristorante che aveva l'identità del ristorante Miramonti, l'altro qui in Italia, dove le piatti hanno seguito con delle piccole modifiche a base del sale, del pepe, dell'acidità, soprattutto perché sull'acidità in Cina è abbastanza particolare, il sale non si deve toccare quasi, dunque è un'avventura bellissima che ci sono altri progetti a Hong Kong, ma per adesso non sono ancora... sono ancora da tirare, come si dice, non si vende la pelle dell'orso prima di aver ammazzato. Vabbè, sembra comunque che gli chef che operano in Italia e che sono stranieri riescono ad avere successo con i loro ristoranti anche all'estero, mentre gli italiani mi sembra, adesso non so se mi è sfuggito qualcosa, però di solito queste cose capitano, non so, a Heinz Beck, come a Philippe Levillier, come... Io devo dire che c'è uno che nel senso è un po' la fiamma della cucina italiana a Hong Kong, è Umberto Bombana all'Hotel Mezze, che non lo so, da ricordare a tutti, che è l'unico al mondo a avere 3 stelle al Michelin e essere italiano. De volte in Italia la gente non lo conosce. È una persona veramente che conosco bene, nel mondo della... Provincia di Bergamo, di queste parti. Era di Bergamo lui, sì. È il mondo della cucina italiana di Hong Kong è Umberto Bombana, nel senso, questo lui è veramente il maestro della cucina italiana a Hong Kong, questo non c'è, è il nostro ambasciatore, devo dire. Quindi all'altro a Hong Kong non fate la pizza?
No, assolutamente. No, io non sono un pizzaiolo. Amo la pizza, ho amici pizzaioli, ma non faccio la pizza. No, io nel senso, la pizza deve essere fatta da pizzaiolo e i cuochi devono cucinare. E ci sono poi i pasticceri anche che fanno, ecco, chiaramente sono preparati in questo senso, e quindi noi ringraziamo Philippe Ringrazio voi. Levier per quello che ha fatto fino adesso e continuerà chiaramente a fare, quindi complimenti.